ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, confisca dei beni riconducibili a Filadelfo Emanuele Ruggeri, appartenente al clan mafioso Nardo, terreni a Carlentini, quote societarie e macchinari delle ditte di trasporto su gomma, beni da un valore complessivo di circa 50 milioni di euro. Le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere l'evidente sproporzione dei redditi dichiarati dai soggetti con il patrimonio accumulato e con gli investimenti operati nel tempo. Sono catanesi 3 autori della rapina commessa ieri in una gioielleria in Corso Gelone nella zona centrale di Siracusa. Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, i 3 armati di pistola avrebbero prima minacciato il personale e poi prelevato i preziosi per un valore commerciale di circa 3.600 euro. Dopo il colpo sono fuggiti a bordo di un mezzo, ma sono stati bloccati poco più avanti. E sul crollo del solaio al Tribunale di Catania arriva la nota dei Vigili del Fuoco dopo il sopralluogo di questa mattina. Non si può escludere un'evoluzione del diffuso stato di ammaloramento riscontrato in occasione del sopralluogo, dunque a salvaguardia dell'incolumità degli occupanti e in attesa di più approfondite verifiche si è ritenuto necessario inibire l'utilizzo dell'intero terzo piano sottostante la terrazza di copertura. Per la prima volta da 4 settimane tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i ricoveri, più 11,7% in reparto, più 13,4% in intensiva, così come i decessi, più 38,4% in 7 giorni. Lo dice il report della Fondazione Gimbe. Intanto al Tupparello di Acireale in provincia di Catania i tamponi drive-in oggi rimarranno chiusi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.